Buongiorno, alcuni motivi personali mi hanno impedito di filmare le prime due amichevoli, ma in questa domenica 8 agosto mi sono recato a Caldiero per filmare la terza amichevole del Santa Lucia contro la squadra del Caldiero Terme. Si gioca sul campo secondario, su una tribuna scoperta infuocata dal sole estivo, ma è stata una partita piacevole nonostante la goleada del Caldiero. I nostri ragazzi si sono impegnati e abbiamo anche fatto il gol della bandiera con il nuovo arrivato Pietro Fandacca. Le squadre sono schierate, dopo i convenevoli di rito comincia il primo tempo. Il Caldiero comincia subito attaccando, si lancia subito con questa azione sulla sinistra del campo, un passaggio, un attaccante viene sfiorato, un bel tuffo e l'arbitro assegna il rigore. La partita sembra cominciare in salita, abbiamo il portiere di riserva per quello titolare è infortunato, è un nuovo arrivato, non conosco il nome, ma il miracolo che esegue è grandioso. Poco dopo il numero 16 del Santa Lucia ad essere lanciato sulla sinistra del campo, gran tiro, ma il portiere del Caldiero devia. Bellissimo. Sulla successiva battuta da calcio d'angolo non c'è storia, il portiere respinge la palla e si è a lato. E poco dopo, sui prosegui di questa punizione, la respinta del portiere arriva da un attaccante con una magnifica punizione da mette dentro per il secondo gol. È sempre il Caldiero che attacca con questa magnifica discesa corale, arrivano i pressi dell'area 5 contro 2, un bel passaggio e una gran cannonata che mette la palla sotto la traversa. Il passivo è pesante, ma bisogna reagire. Il team ci prova su questa azione con questo lungo lancio sulla sinistra del campo, palla recuperata da qualche attaccante che la passa a un compagno, i nomi non li so, il tiro è sull'esterno della rete. Ma è sempre il Caldiero che arriva facilmente in area, bel traversone. Un attaccante tenta di intercettare, viene sfiorato nuovamente e vediamo un altro bel tuffo, ma l'arbitro convalida. Purtroppo i miracoli non succedono così spesso, il numero 7 ci riprova e stavolta il tiro è forte, il portiere intuisce, ma la palla entra in rete. Furiosa reazione dei ragazzi del team, bel lancio e passaggio per Varano che si lancia solitario verso la porta e pressato il portiere riesce a deviare. Ed è ancora il team che ci prova, stavolta è Nardi che vede il portiere fuori posizione, ci prova ma la palla supera la traversa. E ancora una nuova azione del team che si lancia rabbiosamente verso l'area avversaria, bei passaggi,
arriva facilmente in area, ma poi la difesa è all'altezza della situazione e l'azione sfuma. Ma il Caldiero è sempre pericoloso, azione sulla sinistra del campo, prima il portiere respinge e poi è Olivieri che con la gamba impedisce al Caldiero di aumentare il bottino. Che miracolo! Per buona parte del primo tempo abbiamo subito gli attacchi del Caldiero. Con i rigori l'arbitro non ci ha dato una mano, ma in questa magnifica azione arriviamo finalmente a rete. Grande scatto di Fiandacca che la mette dentro per il 3-1. Chiudiamo il tempo attaccando e ancora Fiandacca ad essere lanciato sulla sinistra del campo, ma il portiere gli respinge la palla. E la pressione del team continua con queste belle azioni sulla sinistra del campo. Purtroppo non c'è la lista, non conosco i giocatori, ma l'azione è pregevole anche se la difesa neutralizza. E con questa battuta su punizione che esce sul fondo, il tempo termina, l'arbitro fischia, manda tutti a riposare. Il secondo tempo si apre con questa azione del Caldiero, cross dalla sinistra del campo e colpo di testa che sfiora l'incrocio dei pali. E altra azione del Caldiero che parte da questa battuta su punizione rimessa verso il centro, poi vari interventi, poi un giocatore alza la palla, un attaccante riceve la spara sul portiere, ma probabilmente c'è fuori gioco. I nostri interventi verso la porta avversaria non sono stati molti, ma in questa bella azione siamo arrivati vicino al gol. È di nuovo il portiere che respinge il tiro di un nostro attaccante. E sulla battuta di Salvagno non siamo stati fortunati, il nostro numero 20 colpisce bene di testa, ma la palla è a lato. Per buona parte del secondo tempo le reti sono state inviolate, abbiamo tenuto bene il campo, ma poi è successo questo pateracchio. Madonna! C'è qualche dubbio sull'azione del nostro portiere, ma l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. La battuta è perfetta e siamo sul 4-1. E la pressione del Caldiero continua, nuova azione e nuovamente pericoloso. Per fortuna stavolta il nostro portiere devia, la palla esce a lato. E ancora una scorribanda del Caldiero sulla sinistra del campo, arriva a fondo campo e riesce a crossare. La palla deviata finisce al numero 18 che spara al volo, ma colpisce un nostro difensore che la mette fuori. E con questa nuova azione il Caldiero arriva di nuovo al gol, tiro verso il centro, un attaccante controlla, tiro che sfiora il palo sulla sinistra della porta ed entra in rete. È stata una partita veramente dura, la differenza di categoria si è vista, ma si è visto anche una grande volontà e un margine di miglioramento che ci incoraggia per il futuro. Con i fischi dell'arbitro la partita si chiude, il risultato è 5-1 per il Caldiero.